perso, ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. Il mio scudo protezione fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, perfetta grazia che dolce vita che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo, mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, è come un fiume, vivere amor. Grandiosa grazia, eterno amor. Buongiorno, buongiorno a tutti, pace nel Signore, che benedizione poter essere qui, benvenuti alla preghiera del mattino. La preghiera del mattino è un programma matinale delle CEA Adamite, Chiese Evangeliche Assemblea di Dio, Arca Missionária Italiana.
e io sono il pastore Victor Lopez e sarò con voi stamattina per la grazia e bontà del nostro Signore. Benvenuti, buongiorno, questo è il giorno fatto dal Signore, che possiamo gioire con tutto il cuore, come cantano i bimbi. Questo è il dì fatto dal Signore, fatto dal Signore. Vogliamo gioire con tutto il cuore, con tutto il cuore. Questo è il dì fatto dal Signore, vogliamo gioire con tutto il cuore. Questo è il dì fatto dal Signore. Amen. Buongiorno nella pace del Signore Gesù, che benedizione. Ringraziamo Dio per un giorno che ci dà nella sua presenza, per la vita, per la salute, per l'aria che respiriamo, per il cuore che batte. Fratelli miei, ringraziamo il Signore che è buono. La Bibbia dice che Lui è buono, è una fortezza nel giorno dell'avversità e conosce chi lo teme. Tu temi al Signore? Alleluia. Tu temi l'Eterno? La Bibbia dice che il principio della saggezza è il timore al Signore. Che Dio benedica la tua vita, la tua casa e la tua famiglia. E che nella tua famiglia il timore del Signore sia predicato. Nella tua famiglia il timore del Signore sia sempre predicato. Come la Bibbia parla degli ebrei che erano in Egitto e in quel giorno loro hanno saputo tramite Mosè e Aarone che il Signore doveva colpire tutto Egitto, tutto l'Egitto. La Bibbia dice che il Signore, nonostante ha annunziato un castigo in Egitto, ha dato agli ebrei una via. Dio è grande. Dio è grande, veramente è grande, misericordioso, buono, perché Dio fa una via dove via non c'è. Interessante è che il Signore poteva colpire tutto l'Egitto, compreso il popolo ebreo che era lì insieme. Ma il Signore voleva dimostrare agli egiziani la sua gloria sulla vita di chi lo teme. Alleluia. E la Bibbia dice che il Signore ha detto al popolo di Israele, ha fatto una strada e ha detto: seguite questa via di ubbidienza. E la parola del Signore dice che loro hanno fatto tutto ciò che il Signore gli aveva comandato. Hanno asperso il sangue sulle travi delle case. E in quella notte l'angelo della morte passò nella terra d'Egitto, ma non ha colpito la casa dove c'era il sangue. È importante temere al Signore. Dio vuole dimostrare al mondo che ti ama. Dio vuole dimostrare al mondo che vale la pena ubbidire. E noi, popolo suo, dobbiamo fare attenzione a tutto ciò che il Signore ci comanda, perché possiamo vivere la completezza, la pienezza, la plenitudine. Alleluia.
del Signore nella nostra vita e nella nostra famiglia. A volte noi ci guardiamo, diciamo, Signore, io sto passando per questo, io sto vivendo questa situazione, ma il Signore ci invita a obbedire i Suoi comandamenti, a amarlo, a servire gli altri. Quella notte è stata una notte di ravvedimento. Loro dovevano mangiare pani asimi, loro dovevano mangiare l'agnello arrostito, non cotto. Fratelli, non è stato facile quella notte di rinuncia, di ubbidienza, ma è valsa la pena. Nella mattina hanno visto la disperazione del mondo di quell'epoca e la tranquillità che c'era dentro le case degli ebrei. Io voglio dirvi stamattina, alleluia, gloria al nome di Gesù. Ubbidisci. Ubbidisci, dà ascolto al Signore, rinuncia oggi perché nel mattino di domani, nella mattina di domani, si vedrà la differenza fra chi serve Dio e chi non lo serve. Alleluia! Oggi magari tu devi bere un calice amaro, un pane asimo, ma beve, mangia. Nel timore del Signore, fratelli, vi invito a bere il calice e a prendere il pane e mangiare e bere un calice magari amaro, forte, ma domattina si vedrà la differenza. Alleluia! Gloria al nome di Gesù. A volte vogliamo una soluzione immediata, istantanea. E diciamo, Signore, agisce, opera. Signore, vieni al mio incontro. Ma ha bisogno che tu chiudi la porta della tua casa, ti seda al tavolo con i tuoi, beva e mangi il calice e il pane del timore, dell'obbedienza, della rinuncia, perché domani il mondo vedrà che mentre loro godevano la notte, mentre loro vivevano la solita vita, tu e la tua casa serviva all'Eterno. Servi l'Eterno. La Bibbia dice: servi l'Eterno con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutti i tuoi beni, servi a Lui. E valerà la pena. Valerà la pena. Gloria a Dio. Fratelli, che benedizione. Il Signore ci invita stamattina a vivere questo momento, come Paolo ha detto, questa leggera afflizione momentanea non si paragona alla gloria. Alleluia. C'è una gloria che ci aspetta. C'è una gloria di Dio che ci aspetta, cari miei. Quindi
che possiamo vivere questa momentanea afflizione con gioia nel cuore, perché c'è un balsamo di Dio. Alleluia! Gloria! Gloria a Dio! C'è un balsamo stamattina che scendi come il balsamo di Gileade, che scendi sulla nostra vita, un balsamo che Dio ci dà dicendo: io ti rinnovo, figlio mio, figlia mia, io ti restauro, perché tu cammini ancora, perché tu segui ancora la via, la strada. Oh, alleluia! Gloria al nome santo di Gesù nostro Signore. Molte volte noi siamo afflitti e vogliamo mollare, arrenderci, ma il Signore, alleluia, il Signore è vicino. Potete sentire questo olio che scende sul tuo capo stamattina, un olio di gioia. Un olio di gioia scendi stamattina su di noi, un rinnovo di Dio sulla nostra vita. Alleluia, gloria al Signore. Grazie Signore per questo rinnovo. C'è perdono in Dio. Confessa i tuoi peccati al Signore. Apri la tua bocca oggi, confessa i tuoi peccati al Signore. Diglielo quanto tu hai fatto di male, perché Lui può perdonare ogni cosa. Venivo stamattina qui e pensavo su questo, che a volte il nostro passato rimane nella nostra vita per gli altri, per noi stessi. È come se le persone ci vedessero sempre come quelli di prima. Il tempo passa e chi non ci conosce magari non sa la nostra storia. Ma io domando se questa persona che ci apprezza, che ci vuole bene, se sapesse ciò che abbiamo fatto nel passato, come sarebbe? Come ci vedeva? Come potrebbe vederci da ora avanti? Sarà che, sarà che poteva avere la stessa visione che ha su di noi oggi se sapesse il nostro passato? Pensavo su questo. Alleluia. Anche noi a volte dimentichiamo di chi eravamo. E è buono questo. È buono non avere la colpa del passato, ma avere il ricordo di ciò che Dio ha fatto nella nostra vita, da dove Lui ci ha tolto, e essere un eterno grato al Signore. Davide ha detto: Lui mi ha tolto di un pozzo profondo, pieno di fango, e mi ha messo su una roccia. A volte noi guardiamo una persona, pensavo a questa scena, veniva questa scena nella mia testa, una persona che è accolta, ma viene come un carabiniere, dice: Signore, lei sa chi è questa persona? Non lo sto aiutando, ma lei lo sa chi è questa persona? No, ma io gli dico un po' di chi è questa persona e comincia a dire il passato di questa persona. Sai che questa persona ha commesso questo, ha fatto quell'altro. Eh,
ha infranto questa regola. E noi guardiamo la persona che eravamo lì a soccorrere e aiutare e diciamo, come mai? Ma sarà che continueremo ad aiutare o ci fermeremo? Sarà che stenderemo le mani o guarderemo? Mi fa ricordare la parabola del buon samaritano, che quel samaritano ha aiutato quella persona anche se non sapesse la causa che era lì. Fratelli, se tu sapessi la causa, se tu sapessi chi eravamo, voi che mi ascoltate, se sapesse che io ero, fratelli miei, ognuno di noi, in Cristo, in Gesù, se abbiamo creduto con tutto il cuore, confessato con la nostra bocca, abbiamo ricevuto il perdono. Colui che ci ha perdonato è molto di più di noi. È più grande, è giusto. Lui sì poteva dire, ma che faccio con questa gente? Che faccio a restare con queste persone? Che faccio a vivere con queste persone? No, io sono Dio Santo, non devo stare con loro, anzi, Lui si è spogliato della sua gloria. Alleluia! Oh Signore! Oh, alleluia! Lui si è spogliato della sua gloria e è sceso, è venuto sulla terra, si è abbassato. Poteva dire, io voglio nascere proprio in una casa reale, in un castello, ma lui è nato in un luogo di animali, è stato messo in una mangiatoia, Signore. E noi tante volte ci sentiamo superiori, migliori. Ci spogliamo, fratelli, di ogni durezza. Ci spogliamo, fratelli, di ogni rigidità. Ci spogliamo di ogni vanità. Perché noi siamo le persone più disprezzabili, ma lui ha voluto essere con noi e salvarci. E è la misericordia del Signore nella nostra vita. Lui ci ha fatto una nuova persona tramite il suo perdono. Ma non possiamo guardare gli altri come se fossimo superiori, perché non lo siamo. C'è uno solo superiore, c'è uno solo grande, c'è uno solo Signore, Gesù Cristo, Yeshua, Emanuele, Dio con noi, è Lui sì.
Gloria a Dio. Alleluia. Quindi fa valere la pena il sacrificio di Gesù per te. Facciamo valere la pena il sacrificio di Dio per noi. Il testo aureo della Chiesa dice: Dio ha amato tanto il mondo che ha dato suo figlio unigenito per chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. A Rimini, nella scuola biblica, abbiamo imparato il termine unigenito e primogenito. Gesù è unigenito e noi siamo primogeniti. E Giovanni dice che lui, tramite Gesù, siamo stati figli, i figli primogeniti, la primogenitura. Abbiamo diritto di primogenitura. Alleluia! Perché Gesù si è consegnato in croce come unigenito per farci primogeniti. Che possiamo godere questo diritto di primogenitura. I primogeniti appartengono al Signore, dice la legge di Dio. E noi come popolo suo apparteniamo a Lui, solo a Lui. Ubbidiamo oggi, perché domattina si vedrà la differenza fra chi serve Dio e di chi non lo serve. Alleluia. Fratelli, avete il canale di WhatsApp della nostra Chiesa. Il numero è 351 360 4320. Vedete che meraviglia, avete la possibilità di contattarci, di mandare un suggerimento, di chiedere qualsiasi domanda, di mandare la tua testimonianza, una richiesta di preghiera. Hai la possibilità di parlare con noi tramite questo canale che lasciamo disponibile. I fratelli che sono fuori Italia devono mettere il prefisso più 39, che è il prefisso d'Italia. Allora mettete più 39 e dopo il numero che è 351 360 4320. Questo è il contatto diretto di Ceadamit, quindi potete contattarci per qualsiasi cosa, che così saremo disponibili a rispondere ogni domanda, a ascoltare ogni suggerimento e a considerare ogni richiesta. Gloria al Signore. Vorrei anche mandare un saluto, un abbraccio a tutti i fratelli delle basi missionarie di Ceadamit. Conoscete le basi missionarie? Le Ceadamiti sono organizzate in settori ecclesiastici. I settori ecclesiastici sono organizzati per provincia. Allora, noi abbiamo la provincia di Firenze, che è il settore 01, e noi abbiamo il profilo di Instagram di questo settore che è @Ceadamit settore 01. Abbiamo il settore 02 che è la provincia di Pisa, dove il responsabile è il nostro missionario Marco Lillo, la missionaria Denisa, che operano in quella provincia. E il nostro Instagram di quel settore è Ceadamit settore 02. Abbiamo anche il settore 03, che è la provincia di Verona. Abbiamo i nostri cari missionari Giovanni e la missionaria Dariana, e loro operano in quel settore ecclesiastico della provincia di Verona. Vorrei estendere il mio saluto e il mio abbraccio a tutti i miei fratelli delle basi missionarie. In Italia abbiamo 5 basi missionarie e vorrei mandare questo abbraccio caldo ai miei fratelli da Firenze fino a Verona. Che Dio vi benedica. Da Firenze fino a Pisa, Montiscerboli, un abbraccio grande a voi. Che Dio vi benedica abbondantemente. Abbiamo anche i nostri fratelli che operano fuori d'Italia, nei paesi. In Germania abbiamo la missione, in Kenya, in Mozambico, in Portogallo,
in Svizzera, in Svezia, la missionaria Mirella, un abbraccio. Vorrei mandare un abbraccio anche al fratello Marco di Spagna. Un abbraccio, fratello Marco, che Dio ti benedica abbondantemente. E vorrei stendere questo abbraccio a tutti i miei fratelli che sono in Europa, che sono in Italia, in Inghilterra, nel Regno Unito. Che Dio benedica tutti i miei fratelli di CEA Adamiti, di Arca Missionaria, anche nei paesi. In Italia siamo CEA Adamiti, fuori Italia siamo Arca Missionaria nei paesi. Che Dio benedica tutti i miei fratelli. Seguite i nostri profili di Instagram, ok? Vorrei anche ringraziare a tutti i fratelli che cooperano, contribuiscono e mantengono l'opera missionaria. Grazie per la tua offerta missionaria. Stiamo finendo la campagna missionaria 2024, che finisce ora nella conferenza missionaria, e cominceremo il nuovo anno missionario, che è la campagna missionaria 2025. Quest'anno abbiamo una bella novità a tutti i miei fratelli che mi vedono su YouTube e che ci accompagnano su social della Chiesa, che è la campagna missionaria 2025. Ogni fratello, ogni persona avrà la possibilità di portare a casa il suo barattolo missionario, un barattolino che stiamo confezionando, dove ogni persona volontariamente potrà portare il suo barattolo a casa e fare la sua offerta missionaria. Dalla prossima settimana io avrò il mio barattolo qua e ogni mattina io farò la mia offerta missionaria in questo barattolo, perché alla fine di questo anno missionario 2025 io porti la mia offerta missionaria, ok? E quindi se tu vuoi avere questo barattolo missionario, poi avrai la possibilità di prenderlo nella conferenza missionaria, che sarà questa settimana, venerdì e sabato, 1 e 2 novembre sarà la nostra conferenza missionaria. Potete vedere su social della Chiesa il programma e tutto ciò che abbiamo preparato per questa conferenza. Quindi la conferenza è la chiusura dell'anno missionario e l'apertura, l'inizio del nuovo anno missionario. E questo nuovo anno missionario abbiamo come obiettivo la ristrutturazione del palazzo di Pomarance Montisceboli, dove noi faremo una ristrutturazione perché abbiamo bisogno di sistemare il tetto, la facciata, gli infissi e tutte altre cose per adattarlo alla nostra missione e agli obiettivi che abbiamo come missione. E quindi se tu vuoi partecipare con noi, puoi prendere il tuo barattolo missionario e portare a casa. Se tu sei fuori Italia, non puoi avere questo barattolo missionario, tu puoi anche fare la tua offerta direttamente sul conto della Chiesa e mettere lì come osservazione, come causale, offerta missionaria 2025, campagna missionaria 2025. E tutte queste offerte saranno messe da parte per questo proposito di ristrutturazione di questo palazzo a Montisceboli, dove noi avremo lì 8 camere funzionanti per un progetto meraviglioso di annunzio del Vangelo e di testimonianza. Gloria al Signore. Grazie a tutti che cooperano, che contribuiscono nella missione. Mi hanno domandato, pastore, il taloncino missionario ci sarà? Sì, continueremo con il taloncino missionario. Se tu non vuoi avere il barattolo, tu puoi avere il taloncino missionario e mensilmente tu puoi fare la tua offerta missionaria che è lì nel tuo taloncino, allora sarà staccato e così tu avrai la ricevuta e tutto della campagna missionaria 2025. Seguiamo con la preghiera e continuiamo pregando uni per gli altri, presentando al Signore le nostre richieste, perché abbiamo bisogno. Presentiamo al Signore questo programma della conferenza missionaria, preghiamo per i fratelli che faranno la strada,
che verranno a Firenze per partecipare di questa conferenza, fratelli di Verona, di Legnago, di Milano, tutta l'Italia, dal nord e sud d'Italia, che si raduneranno qua a Firenze questi 2 giorni. Cominceremo venerdì alle 9, avremo lì un piccolo incontro, ci salutiamo, prendiamo un caffè, un dolce, e alle 9:30 si comincia con il programma, con le lodi, con le preghiere, con la parola. A mezzogiorno e mezzo noi avremo la pausa pranzo, torniamo alle 14:30 con il programma del pomeriggio, seguiamo fino alle 17:30 dove avremo la pausa per un agape, per un aperitivo, e dopo torniamo con il culto della sera dove saremo lì insieme adorando al Signore. E quest'anno avremo un programma speciale per la sera dove i nostri ragazzi che hanno studiato 18 mesi la scuola missionaria, il vivaio missionario, riceveranno il loro certificato di conclusione del corso di missiologia, e quindi loro saranno lì a ricevere il corso, a ricevere il certificato di questo corso che hanno fatto. E anche noi, la Chiesa, saremo lì in una serata speciale di lode, di adorazione al Signore. Nel sabato 2 avremo la chiusura della nostra assemblea generale ordinaria. Tutti i fratelli di Shea Adamiti devono partecipare dell'assemblea generale ordinaria. Se per caso uno non c'è, non partecipi perché sarà al lavoro o perché è malato, deve fare la sua giustificazione tramite una lettera di giustificazione della sua assenza al consiglio direttivo della Chiesa, ok? Sabato cominceremo alle 9 con un piccolo spuntino, dopo alle 9:30 cominceremo il programma, alle 10:30, alle 11 c'è previsto l'assemblea che finirà alle 12:30 e avremo la chiusura con una bella grigliata con tutti i fratelli insieme adorando il Signore. Alleluia, pregate per questo programma perché il Signore possa operare e fare cose grandi nella nostra vita. Preghiamo, fratelli, per ogni richiesta che arriva qui su telefono, anche sulla chat. Che Dio benedica tutti i miei fratelli che sono con noi. Non dimenticare di lasciare mi piace, di condividere questa preghiera con altre persone. Se tu non sei iscritto su questo canale di YouTube, fa la tua iscrizione perché è molto importante. Dobbiamo arrivare a 1000 iscritti e siamo 896 persone in preghiera, e quindi possiamo condividere con i nostri amici, con i nostri parenti, perché si iscrivono su questo canale e partecipano con noi. Preghiamo, fratelli, in nome di Gesù, per ogni richiesta, per ogni persona che ha bisogno. Preghiamo per Massimiliano, figliolo di Luca. Preghiamo per Elso. Ieri ho ricevuto questa richiesta di preghiera. Preghiamo per Elso, che il Signore possa aiutarlo. Preghiamo per una famiglia che ha molto bisogno, ma tante famiglie hanno bisogno, fratelli. Preghiamo per la sorella Edina, per la sua salute. Preghiamo per la missionaria Denisa, per la sua salute. Preghiamo per la sorella Arter, per la sua salute. C'è un'altra persona che non mi viene adesso. Comunque nella preghiera ricorderò. Vorrei mandare auguri di buon compleanno alla missionaria Lia. Ho visto ieri sera che era il suo compleanno, era già molto tardi e non ho potuto chiamarla perché era già tardi, ma vorrei qua pubblicamente fare auguri alla missionaria Lia. Ci vogliamo bene, Lia, che Dio ti benedica, ricevi il nostro abbraccio, che il Signore ti benedica in nome di Gesù. Preghiamo, fratelli, per Ida, la sorella Ida, la sorella Silvia, per la salute della sorella Silvia, per i suoi occhi.
Preghiamo per la Lida che ha bisogno dell'ossigeno e respira con fatica. Preghiamo per lei. Fratelli, ho bisogno di una persona domenica che guidi il pulmino per fare questa raccolta degli anziani che sono a casa e non hanno possibilità di venire in chiesa da soli. L'opera sta crescendo e la necessità è grande. Però ho bisogno di una persona che sappia guidare il pulmino e che sia una persona attenziosa con gli anziani, che faccia questa raccolta, passi di casa in casa nella struttura dove ci sono questi anziani e li portino in chiesa, perché la domenica è l'unico giorno che loro hanno la possibilità di stare insieme con noi, di venire in chiesa. Ma come facciamo se abbiamo tante cose e pochi operai? Preghiamo perché Dio possa mandare operai. Quindi preghiamo per la sorella Ida, per la sorella Silvia, per il papà di Vinicius. Preghiamo per lui perché il Signore possa guarirlo. Dio è grande per guarire. Il suo nome è Jehovah Rafa, Dio che guarisce. Io credo in nome di Gesù che saremo qua a testimoniare ogni cosa. Preghiamo per la salute della sorella Vanusa, che mi ha chiesto anche la preghiera per la sua schiena. Preghiamo in nome di Gesù. Preghiamo per tutto il progetto Non Sei Solo, le classi di italiano, la distribuzione di pacco alimentare, la mensa che abbiamo qua a Scandici e a Firenze. Preghiamo perché possa essere anche nelle altre basi missionarie, ok? Estenderemo a Pisa la mensa di venerdì con la distribuzione di pane. In nome di Gesù. Io parlerò con Linda. Non ho potuto parlare che sono molto impegnato con la conferenza, ma parleremo questi giorni perché possiamo fare a Pisa questa. Ho parlato già con la Maisa e parlerò con Linda, così ci mettiamo d'accordo per venerdì avere questo progetto missionario lì a Pisa. Preghiamo, fratelli miei, aiutatemi in preghiera, non chiudete il telefono, rimanete fino alla fine. Vorrei ringraziare a voi che mi portate al lavoro, perché ci sono fratelli che sono al lavoro ma sono a ascoltare la preghiera. Alcuni sono a casa, i miei cari anziani. Un bacio a voi, vi voglio tanto bene. Sto lavorando perché possiamo avere un lavoro con gli anziani. Dio mi dia tempo, ma per avere tempo avrò bisogno di operai che facciano queste altre cose. Preghiamo per le famiglie, per i bimbi nostri piccoli, per la scuola biblica che noi vogliamo impiantare nelle basi missionarie. Nel sabato, preghiamo, in nome di Gesù. Padre, siamo qua, in nome di Gesù. Ci riuniamo stamattina per lodare e benedire il tuo santo nome. Vorrei ringraziarti per la vita, per la salute. Vorrei ringraziarti per la salvezza della mia anima, per il perdono dei miei peccati, perché tu hai scritto il mio nome nel libro della vita e mi hai messo sulla via di verità, di amore e di giustizia. Grazie, Signore, perché in quel pomeriggio quel gruppo mi ha evangelizzato. Era un pomeriggio di domenica, ero lì seduto davanti a casa, quando quel gruppo di giovani sono venuti e mi hanno parlato dell'amore di Dio che ha dato suo figlio unigenito. Sono rimasto toccato, ma non convinto. Loro non hanno potuto convincermi, ma hanno seminato la parola nel mio cuore. E lo Spirito Santo mi ha convinto. E nel giorno 28 settembre
io ho deciso di consegnare la mia vita unicamente a Cristo Gesù. Ho creduto col mio cuore, io ho confessato con la mia bocca pubblicamente davanti ai fratelli che erano lì e ho riconosciuto che Gesù Cristo è il Signore, è il figliolo di Dio, è Dio con noi, è il Salvatore, è l'agnello di Dio che perdona i peccati. Oh Signore, grazie perché mi hai portato in questa via e sono qui rimasto fino ad oggi e ti prego di aiutarmi a rimanere fino alla fine. Perché conosco tante persone che hanno mollato, che si sono tornati indietro, che hanno abbandonato la via del Signore alle passioni di questo mondo, perché non hanno sopportato il calice del Signore. Non hanno voluto rinunciare e vivere una vita da cristiano. Quante persone negoziano l'eternità per l'oggi, per il giorno di oggi, per il presente secolo, per il mondo di piaceri. Ma come cantiamo nei culti missionari, la mia vita di oggi voglio a te consacrare. La mia vita di oggi a te voglio consacrare, a te luce di vita ed eterno tesoro. Che sia così, Signore. Questo mondo ci offre molti piaceri perché noi ci allontaniamo da te. Ma noi, Signore, stamattina vogliamo essere coscienti, ragionevoli, coerenti e saldi nella scelta che abbiamo fatto, perché abbiamo scelto te, soltanto te. La momentanea afflizione che affrontiamo non ci allontanerà, Signore, perché Paolo ha scritto ai Romani: chi ci allontanerà dell'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore? Né peste, né fame, né morte, né potestà, né il porvir, né la spada, né l'esercito, né la folla, né il mondo, né i principati, nessuno ci potrà allontanare dell'amore di Dio. Ti prego, Signore, di rinforzare questi miei fratelli perché possiamo, Signore, restare saldi e vivere e mangiare questo pane asimo oggi e bere questo calice amaro oggi, ma domani, nel tuo domani, come gli ebrei, non saremo in lutto eterno, saremo in gioia eterna. Non piangeremo nell'eternità, ma sorrideremo, perché tu asciugherai le nostre lacrime e metterai un sorriso nelle nostre labbra. Oh Signore, ti prego di sollevare i miei fratelli che stanno affrontando prove, difficoltà, afflizioni. Rinforzali, rivestigli. Signore, ti prego di aiutarli a resistere. Quando la parola dice resistete al diavolo e lui fuggirà di voi.
Aiutali a resistere, Signore, aiutaci a resistere al diavolo, alla tentazione, perché non rinnegheremo, come mi piace quel cantico, poi il mondo intero mi abbandonar, ma io non lascerò il mio Gesù. Anche se l'infermità ci colpisce, noi non lasceremo il nostro Gesù. Nessuna cosa ci potrà allontanare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Quindi ti prego di sollevare i miei fratelli, Signore, che subiscono condanna, persecuzione, privazione, afflizione, infermità, abbandono, angoscia, tristezza, difficoltà economica. Ah, Signore, visita questo mio fratello oggi. Restaura questo uomo di Dio, restaura questa donna di Dio. I genitori che subiscono afflizione coi figli ribelli. Signore, aiuta questa donna, questo uomo, questo papà, questa mamma. Ah, Signore, aiuta. Ti prego, Signore, per i miei fratelli anziani che non hanno la possibilità di venire, quei miei fratelli malati, provvedi una persona per fare quest'opera, che possa prendere il pulmino e fare il giro e fare la raccolta degli anziani, portare in chiesa per partecipare del servizio domenicale, del culto, della mensa, perché possano essere in compagnia. Signore, il campo è grande, pochi sono i lavoratori. Ti prego, Signore, che tu possa aiutarci nelle opere che facciamo di evangelizzazione. La campanha di evangelizzazione, Signore, di fine anno, ci guida di come svolgerla. Dacci saggezza per farla bene, perché possiamo raggiungere i cuori lontani da te. In nome di Gesù, Padre, ti prego per il progetto Non Sei Solo, per tutti gli assistiti, le famiglie che vengono qua a ritirare il pacco alimentare, che partecipano della mensa. Signore, per la scuola di italiano. Oh, Signore, ti prego, per la distribuzione di vestiti. In nome di Gesù, Padre. Aiutaci per fare questa missione. Aiutaci a servirti. Aiutaci, Signore, a fare quello che tu ci hai detto di fare. E tramite questa testimonianza, noi, Signore, predichiamo la tua parola. Annunziamo il tuo regno. Tramite il servizio, tramite quest'opera, ma abbiamo bisogno di sostegno, di servitori. Manda operai per la tua vigna, Signore. Manda operai per il campo che è bianco e biondeggia per la raccolta. Ma non manda operai pesanti, che sono appesantiti, ma manda operai gioiosi, che gioiscono nella tua opera, perché il nostro tema 2025 è questo: la gioia del Signore è la nostra forza.
e noi vivremo questo decennio, celebreremo questo decennio, Signore, con gioia, perché nonostante la difficoltà, le privazioni, noi gioiamo per l'opportunità di fare con ciò che abbiamo, con ciò che siamo e con ciò che possiamo. Non abbiamo aspettato in questi 10 anni tempi opportuni, favorevoli per servirti, perché la tua parola dice che è tempo e fuori tempo. Alleluia! Alleluia! Signore, considera la fatica delle nostre mani, le lacrime che scendono sul viso. Considera i nostri cuori che ti ama. Considera, Signore, ogni sacrificio fatto per i fratelli dal primo giorno di questa missione fino ora. Considera che abbiamo fatto fino oggi con tutta la nostra forza. Abbiamo affrontato giganti, folle, abbiamo affrontato, Signore, giorni difficili, ma siamo qua, restiamo saldi. Evangelizzazione è la nostra priorità, perché è la tua priorità. Che questo anno nuovo di missione possiamo vedere le famiglie che si consegneranno al tuo servizio, alla tua opera, a te. Che questo anno nuovo di missione, questo decennio, possiamo vedere un grande esercito di annunziatori della buona notizia del tuo regno, che possano annunziare con gioia, servire con gioia, insegnare con gioia, contribuire con gioia, in nome di Gesù, Padre. Agisce stamattina in ogni causa che disturba, che impedisce il mio fratello, la mia sorella di proseguire. Ti prego stamattina di pianificare la strada. Ti prego stamattina di parlare con chi è necessario parlare, sia quel marito duro, sia quella moglie dura, sia quel figlio ribelle, sia, Signore, quel capo, sia, Signore, quell'autorità, sia il sindaco, sia il maresciallo, sia il carabiniere, sia il giudice, sia l'avvocato, sia chi sia, tu sei chi sei. Parla stamattina, Signore. Muovi oggi ciò che è fermo, questa valle di ossa. Ravviva, Signore, ravviva questa, che tu possa ravvivere queste ossa, alzare un esercito vivo, in nome di Gesù, Padre. In nome di Gesù ti ringraziamo. Amen e amen. Gloria a Dio. Fratelli, lasciate il vostro mi piace, non dimenticare di essere qui con noi ogni mattina di martedì e giovedì. Leggiamo un salmo per finire. Salmo 19.
I cieli raccontano la gloria di Dio e la distesa annunzia l'opera delle sue mani. Un giorno dietro all'altro quelli sgorgano parole. Una notte dietro all'altra dichiarano scienza. Non hanno favella né parole. La loro voce non si ode, ma la loro linea esce fuori per tutta la terra e le loro parole vanno infino all'estremità del mondo. Il Dio ha posto in essi un tabernacolo al sole ed egli esce fuori come uno sposo dalla sua camera di nozze. Egli gioisce come un uomo prode a correre l'aringo. La sua uscita è da una estremità dei cieli e il suo giro arriva infino all'altra estremità e niente è nascosto al suo calore. La legge del Signore è perfetta, ella ristora l'anima. La testimonianza del Signore è verace e rende savio il semplice. Gli statuti del Signore non sono diritti e rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è puro ed illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro e dimora in eterno. I giudici del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti. Sono più desiderabili che oro, anzi più che gran quantità d'oro finissimo, e più dolci che miele, anzi che quello che stila da favi. Il tuo servitore è Esiandio, avvisato per essi. Vi è gran mercede in osservarli. Chi conosce i suoi errori? Purgami di quelli che mi sono occulti. Rattieni Esiandio il tuo servitore dalle superbie, e fa che non signoreggino in me. Allora io sarò intero e purgato di gran misfatto. Siano grate nel tuo cospetto le parole della mia bocca e la meditazione del cuor mio, o Signore, mia rocca e mio Redentore. Amen. Lui parla di gioire nel comandamento del Signore. Fratelli, che lo Spirito Santo vi aiuti a gioire oggi nel calice che state bevendo e nel pane che state mangiando. Perché oggi magari sia un calice amaro e un pane asimo di rinuncia, di dolore, ma ti consiglio a mangiarlo tutto e a berlo tutto. A berlo per intero. Perché domattina, nel domani di Dio, si vedrà la differenza di chi serve Dio e di chi non lo serve. Ricordatevi di quel giorno in Egitto, che le case che hanno obbedito, che hanno considerato la legge del Signore, i comandamenti del Signore, hanno gioito. Invece altri che non hanno fatto così, hanno pianto. Che Dio ti benedica. Questo è il nostro consiglio di questa mattina, consiglio biblico per la tua vita e per la tua anima. Considera questo calice, considera questo pane, mangialo e bevelo intero nell'obbedienza, che domani sorriderai, gioirai nel Signore. Che Dio ti benedica, buona giornata nella presenza del Signore. Perfetta grazia, che dolce son.
ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. Il mio scudo protezione fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, perfetta grazia che dolce il Signore che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo, mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, è come un fiume, vivere amor. Grandiosa grazia,